517 anni fa Cristoforo Colombo approdava nel continente americano e se per gli Stati Uniti il 12 ottobre è diventata una festa nazionale, per la comunità italo-americana questa è la giornata che celebra le gesta, il coraggio, la cultura e l'identità di tutti gli italiani d'America. È pure orgoglio italiano quello che si respira oggi qui sulla Quinta Strada a New York, un orgoglio che dovevamo proprio venire negli Stati Uniti per riscoprire, perché da noi sembra dimenticato o forse soltanto dato per scontato. In America abbiamo 30 milioni di persone di origine italiana e siamo davvero orgogliosi al pensiero di quanta parte della cultura occidentale provenga dall'Italia. Mi avevano raccontato, ma una cosa è sentire il racconto, una cosa è avere la percezione del grande orgoglio che hanno gli italiani d'America nel ricordare la loro madrepatria. E gli italiani qui sanno essere americani e italiani nello stesso tempo e sono gli ambasciatori di questa grande amicizia tra i nostri popoli. La Regione Veneto, sponsor principale della manifestazione, ha aperto la parata con 2 carri spettacolari. Uno dedicato ai personaggi che l'hanno resa celebre nel mondo, da Marco Polo a Galileo Galilei, l'altro che invita a scoprire le nostre città d'arte, con una bellissima Giulietta affacciata al suo balcone che gli attori della commedia dell'arte cercavano di sottrarre al corteggiamento di Romeo. Il balcone è stato veramente il più fotografato, il più attenzionato veramente. Tutti ci chiedevano di Romeo e Giulietta, di Verona, dei nostri splendidi monumenti, della nostra splendida città. È stato veramente importante essere qui oggi e credo che questa esperienza sarà un'esperienza da rifare ancora con più forza di quella che abbiamo prodotto per realizzare in pochi giorni, in poco tempo, la nostra presenza qui a Columbus Day. Le celebrazioni sono state veramente bellissime, non solo da vedere ma proprio da vivere, e l'organizzazione che ha portato Verona, il carro di Verona e tutta la rappresentanza del Veneto è stata un'organizzazione impeccabile, veramente complimenti. Abbiamo riscontrato e confermato che gli italoamericani amano il Veneto, amano gli italiani, e abbiamo fatto la nostra figura perché siamo presenti, come avete visto, nella stazione centrale, però anche nella sfilata con la grande bandiera del Leone Veneto di San Marco siamo stati riconoscibili in tutte le forme, quindi è stato un momento importante e credo che sarà anche da potenziare nel prossimo futuro. Ma i complimenti alla Regione Veneto e all'organizzazione dei suoi eventi e allestimenti sono arrivati da parte di tutta la Columbus Citizens Foundation, in particolar modo dal suo presidente Luis Sallarini e dal chairman Lore Soriana, appena nominato Cavaliere della Gran Croce, il più alto degli ordini della Repubblica Italiana. Abbiamo visto 2 bellissimi carri di Verona e del Veneto. L'esibizione del Veneto è senza dubbio la più bella che abbiamo mai avuto. Subito prima della parata, a commemorare Cristoforo Colombo e tutti gli italiani che nei secoli scorsi hanno attraversato l'oceano in cerca di un nuovo inizio, la messa celebrata nella cattedrale di St. Patrick dall'arcivescovo di New York Timothy Dolan, durante la quale si sono esibiti la fanfara dei bersaglieri al cospetto dell'ex ministro Tremaglia e i cantanti lirici della Fondazione Arena. La Pelle d'Oca è applauditissima e anche a New York, come in tutto il mondo, ci fanno fare veramente sempre una gran bella figura.